Salve a tutti e ben ritrovati, torna dopo quasi un anno #FVG, la serie in cui vi porto a scoprire le bellezze della mia terra, il Friuli Venezia Giulia. E ripartiamo con un remake di fatto, perché questo è un grande classico del canale. Siamo infatti a Cividale del Friuli, una delle città più importanti a livello storico del Friuli stesso, tanto che è da questa città che la regione intera prende il nome. Infatti questa città inizialmente si chiamava Forum Iuli, è stata fondata dai Romani, è stata un luogo estremamente importante per la storia dei Longobardi, tanto che uno dei luoghi più importanti di Cividale è il Tempietto Longobardo, famoso in tutto il mondo, che però oggi non vedremo, ve lo spoilerò subito, oggi non lo vedremo. In generale Cividale è stata coinvolta in tutti gli avvenimenti storici del Friuli, dalle più recenti guerre alla conquista da parte della Serenissima di Venezia nel 1419, tutto quanto. Oggi non vi ripeterò l'intera storia della città, potete trovarla nel video precedente, nel video di 2 anni fa che ho girato qui a Cividale, che vi lascerò linkato in descrizione e in tutti i posti dove posso lasciarvelo linkato, quindi se volete approfondire di più la storia andate direttamente sull'altro video, che non sarà bellissimo, ma c'è tutta appunto la parte storica. Anche se in questo momento mi trovo davanti a un bellissimo muro di pietra, oggi iniziamo questo giro della città dalla parte più moderna, più recente della città stessa, e ci muoveremo da lì verso il centro storico, quindi iniziamo subito con questa visita a Cividale del Friuli. Le città storiche d'Italia, anche Cividale è suddivisa in borghi che si sfidano ogni anno durante il Palio di San Donato, che si tiene nella seconda metà di agosto. Ora ci muoviamo dal centro storico verso l'iconico Ponte del Diavolo. Ed eccoci qua, abbiamo attraversato il Ponte del Diavolo,
siamo arrivati dall'altro lato del fiume Natisone e siamo discesi sul fiume Natisone. Perché? Perché oggi in città c'è un po' di casino e non mi andava di stare in mezzo al casino, semplicemente. Quindi perdonate se c'è il rumore del fiume, ma meglio il rumore del fiume che i bambini che urlano. Allora, come avete notato, Cividale si erge sulle sponde del fiume Natisone e, come vi dicevo prima, il Ponte del Diavolo è molto peculiare. Allora, innanzitutto penso che tutti conosciate la leggenda dei Ponti del Diavolo, è uguale in tutto il mondo. Nel caso non ve la ricordiate, vi rinfresco rapidamente la memoria. La leggenda vuole che gli abitanti, in questo caso di Cividale, cercassero ripetutamente di costruire un ponte sul fiume Natisone. Ogni volta che lo costruivano, per una ragione o per l'altra, cadeva e quindi alla fine accettarono di fare un patto col diavolo. Il diavolo, a seconda delle versioni, eresse lui stesso il ponte, oppure suggerì ai cividalesi di costruire l'arcata centrale, il pilone centrale, appoggiandosi a un masso naturale che c'è più o meno al centro del fiume. Non è al centro perché in realtà le due arcate sono asimmetriche. Quindi il diavolo aiutò i cividalesi a costruire il ponte in cambio della prima anima che sarebbe passata per il ponte stesso. Gli abitanti, più furbi del diavolo, fecero passare un animale invece che una persona, dandogli così un'anima fondamentalmente inutile. Questa è la leggenda dei Ponti del Diavolo. Come ho detto, è uguale in tutto il mondo, con una variante qua e là, ma fondamentalmente è sempre la stessa. In realtà questo particolare Ponte del Diavolo si chiama in questa maniera anche per un motivo che non è proprio bellissimo da raccontare, ma ve lo dico lo stesso: per i suicidi, perché qui sono stati molti suicidi, l'ultimo più di 10 anni fa. Molti però sono stati solo tentativi, perché non è abbastanza alto per ammazzarti davvero, se cadi di piedi ti spacchi le gambe e basta. Quindi purtroppo la nomea di Ponte del Diavolo qui è anche per questo. Altre particolarità di questo ponte: è stato costruito nel 1442 ed è rimasto intonso tale com'era fino al 1917, quando durante la ritirata di Caporetto gli italiani... Quando durante la ritirata... Non ce la faccio. Quando durante la ritirata... Non riesco a dirlo. La ritirata di Caporetto, durante la ritirata di Caporetto, gli italiani lo fecero saltare per cercare di rallentare i tedeschi. Inutilmente, quindi l'hanno fatto saltare in aria per niente, però i tedeschi hanno detto: bellino sto ponte, ricostruiamolo. Hanno trovato i documenti, l'hanno ricostruito identico come era prima in 6 mesi. Nel 1918 era già pronto, infatti si vede bella sopra la scritta 1918. Quindi è identico a come era stato costruito nel 1442, solo che questo è stato costruito dai tedeschi. È bello lo stesso. Il sole comincia a calare, io sono stanco e sudato, vi ho fatto vedere tutta Cividale, qui c'è un po' puzza di pesce, perché ci sono le trote in questo fiume. Comunque, sto divagando. Direi che vi ho fatto vedere tutto quello che volevo farvi vedere. Sì, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video.